più giovane vittima del porto gruarese. Non ce l'ha fatta Roberto Villotta, il pubblicitario di Fossalta vinto dal Covid a 40 anni. Agli amici aveva scritto le sue parole in una lettera. Cerimonia di addio in forma privata oggi per Francesca e Pietro, i due fratellini uccisi dal padre, lutto cittadino in due paesi, l'arrivo delle bare bianche, in cielo i palloncini bianchi e due cuori. Messaggio di Natale del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, domani la messa in Basilica di San Marco che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 10. 21enne albanese si chiude fuori casa, i poliziotti lo aiutano grazie alla chiamata di un vicino, ma gli agenti in casa scoprono droga e armi. L'albanese è ora in carcere. Il Mose potrebbe tornare ad alzarsi dal 28 al 31 dicembre secondo le previsioni del Centro Maree del Comune di Venezia, che prevede acqua alta oltre i 130 centimetri. Festività natalizia all'insegna delle restrizioni con gli accorgimenti per gli animali domestici e i consigli dell'esperto per chi possiede cani e gatti. La Proloco di Lido e Pellestrina ha organizzato un collegamento in diretta con la città di Rovaniemi dove abita Babbo Natale in Lapponia, emozionatissimi i bambini. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana ancora una volta, anche in questa vigilia di Natale, i dati del contagio che non si ferma nemmeno per l'appunto per la vigilia di Natale, anzi i dati continuano a essere molto elevati. Parliamo di 4.380 nuove positività in Veneto nelle ultime 24 ore, 108 i decessi. In Veneto restano 387 persone ricoverate in terapia intensiva, 2.960 in area non critica. Nel veneziano parliamo di 762 persone risultate positive nelle 24 ore e di 25 decessi. Sempre nel veneziano si parla di 61 posti occupati nelle terapie intensive e di 457 posti letto in area non critica, dati quindi che continuano a essere molto elevati. Tra questi 25 decessi c'è anche un uomo di 40 anni, è stato vinto dal Covid, così Roberto Villotta di Fossalta di Portogruaro era stato ricoverato al Covid Hospital di Jesolo a inizio mese. È dura, aveva scritto in un messaggio inviato agli amici: se il mio quadro clinico non migliora mi devono intubare. Dopo una settimana è stato intubato inevitabilmente. A inizio settimana si era negativizzato, ma il coronavirus aveva già compromesso i polmoni. Trasferito in terapia intensiva a San Donà, Villotta non è riuscito a superare il difficile periodo di convalescenza. Una notizia che ha lasciato sgomento tutto il portogruarese e la destra tagliamento dove Villotta era molto conosciuto. Una notizia di fiducia arriva però sempre dal Veneto orientale, dal Covid Hospital di Jesolo, dove il 27 domenica inizierà la vaccinazione anti-Covid. A parlare il direttore del Covid Hospital, Lucio Brollo, che parla anche di immaturità da parte di molte persone. Sentiamolo. Abbiamo avuto un picco di ricoveri la settimana scorsa, siamo arrivati quasi alla saturazione dei posti letto. Adesso questa cosa è un po' rallentata o fermata, ma grazie alla collaborazione di altri istituti, nel senso ospedali vicino che ci prendono pazienti in fase di convalescenza. Anche nel Covid Hospital di Jesolo la pressione ospedaliera continua a farsi sentire. Ecco perché, evidenzia Brollo, si attende con ansia l'arrivo del vaccino. Noi iniziamo il 27 qui all'ospedale di Jesolo e io sarò fra i primi a essere vaccinato. Il motivo per il quale era fondamentale sviluppare il vaccino nel più breve tempo possibile, e grazie alle tecnologie moderne, al grande lavoro degli scienziati, è stato fatto un vaccino che è chiaramente un vaccino sicuro, perché è già stato testato, anche se in maniera veloce, però siamo certi che gli effetti collaterali sono quelli che possono avere i vaccini. Brollo si esprime poi in merito alla cosiddetta variante inglese del virus e sui contagi tra i quarantenni. La novità che noi abbiamo visto
all'inizio era questa presenza importante di ricoverati giovani che c'erano, ma non in maniera così importante nella prima ondata. Quindi la malattia è sicuramente molto più diffusa nei giovani rispetto alla prima volta, ma penso sia stato legato a dei comportamenti non adeguati rispetto a quanto era stato previsto. Quindi questo assembramento di cui si parla tanto, questa non portare maschere, ha diffuso l'infezione anche fra le persone giovani che contavano di non infettarsi. Quello che dà un po' di amaro in bocca è che la gente sia convinta che la sanità, i sanitari, i medici, gli infermieri ci giochino sopra. Qualcuno scrive perché così riempiono i posti letto, ma magari fossero tutti i letti vuoti, andrei a casa anch'io con la mia famiglia, capito? Invece non riusciamo a farlo. Una vigilia di Natale segnata dal lutto e dal dolore ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, che si è stretta, una comunità che si è stretta attorno al dolore di una famiglia che ha detto addio a Francesca e Pietro, i ragazzi uccisi domenica dal papà, il noalese Alessandro Contin. Mancano pochi minuti alle 13 quando nel silenzio rotto dal suono delle campane e dal dolore che tutti unisce, le bare bianche coperte da rose gialle e bianche arrivano sul sagrato della chiesa dedicata ai santi Martino e Lamberto. Ad attendere Francesca, 15 anni, e Pietro, 13 anni, c'è una comunità. Ci sono i loro compagni di classe con le rose bianche in mano, i palloncini appoggiati alla parete della chiesa. Ci sono i sindaci di San Giorgio delle Pertiche e Tre Baseleghe, c'è la loro mamma Roberta, stretta da un cordone di affetto e riservatezza. Funerali in forma privata per volere della famiglia in questo giorno di attesa del Natale per volere della mamma. Attimi delicati di grande umanità in cui le lacrime scendono silenziose e le parole sono troppe. La prima lettura dal libro della Sapienza, il Vangelo della risurrezione di Lazzaro, ritmano la celebrazione dell'addio presieduta da Don Massimo Facchin, parroco di Arsego, con accanto Don Maurizio, il parroco di Sant'Ambrogio di Tre Baseleghe. Carissimi Francesca e Pietro, esordisce Don Massimo, mi spiace che i vostri sogni non possano realizzarsi qui su questa terra, ma vi assicuro che la vostra esistenza non andrà perduta. Ragazzi descritti dal parroco attraverso le parole dette a lui, tra le lacrime, da mamma Roberta che ricorda Francesca, pronta a donare sorrisi, una medicina per tutte le fatiche, e Pietro, il secondogenito, travolgente, un terremoto quando entrava in casa, che condivideva le merendine a scuola e non sfuggiva alle coccole. Buoni figli, buone persone, dice Don Massimo, che continua. Fatele cadere sulle persone che amate, la mamma, i nonni, tutti i vostri familiari, sui vostri amici di scuola, sui vostri compagni di scuola. E con una preghiera particolare Don Massimo chiede ai due ragazzi, Francesca e Pietro, di riversare la loro bontà anche sul loro papà. Anche lui, dice, ha bisogno di amore puro. Le ultime parole sono per mamma Roberta perché riesca a vivere alla luce della fede. Momenti intimi, intensi. È il suono delle campane a ritmare il lento uscire dalla chiesa di Francesca e Pietro. Ad Arsego inizia a piovere quando il corteo sfila a piedi verso il Camposanto, mentre nel cielo volano palloncini bianchi e due cuori rosa e azzurro. Messaggio di Natale per il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che richiama l'importanza di riscoprire le radici del senso della nascita di Gesù e di riscoprire i rapporti umani tra le persone. Domani il patriarca di Venezia, dopo la messa di Natale che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 10, questo ve lo ricordiamo, condividerà il pranzo di Natale con i poveri. Il Natale ci vede un po' tutti preoccupati, ma sereni, perché crediamo che il Signore sia in mezzo a noi. È un Natale faticoso, ma è un Natale di sfida, è un Natale di impegno, è un Natale in cui siamo chiamati ad andare alle radici del mistero del Natale.
Messaggio di Natale del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraia, che domani, dopo la messa in Basilica di San Marco, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 10, condividerà il pranzo di Natale in centro storico, alla mensa della Caritas a Ratana. Di fronte a noi c'è la possibilità di un vaccino che ci dà speranze, però abbiamo bisogno anche di trarre una lezione da questa pandemia, e cioè recuperare i rapporti personali, la fragilità come cifra dell'uomo. Chi è stato provato da questa pandemia ha fatto un'esperienza unica nella sua vita. Il Patriarca Francesco ha ribadito anche l'importanza della comunicazione. Grazie per il lavoro che voi fate, l'informazione è la base dei rapporti umani in una società. È la base anche della democrazia, quindi sono grato per il lavoro, l'impegno che esprimete quotidianamente anche in prima fila di fronte alle notizie, cercando di spiegarle nel modo migliore possibile. È il Natale che diventa vita vissuta in un momento di difficoltà che ci deve trovare tutti migliori e più impegnati per costruire un futuro. Buon Natale a tutti. E un augurio di buon Natale arriva anche dal vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo. Voglio rivolgere un augurio di Natale perché sia un Natale che ci porta un po' di pace, di luce, di serenità interiore e soprattutto di fronte al presepe mi auguro che riusciamo ad incontrare il volto visibile di Dio Padre attraverso il volto umano di Gesù. Tante volte abbiamo la sensazione di camminare nel buio di questa pandemia, di tanti problemi, perdita di lavoro, timore che il futuro sia ancora più pesante. Bene, a chi cammina nel buio e nell'incredulità o anche nella fatica del credere, perché nelle prove facciamo ancora più fatica, allora vi auguro che Gesù si manifesti come la luce venuta nel mondo. Ci auguriamo allora che dopo le fatiche della sofferenza, della paura, del timore, il Signore faccia brillare su di noi la luce, la benevolenza e la pace. Un augurio di Natale di luce e Natale di pace. Buon Natale. Si era chiuso fuori casa, i poliziotti delle volanti di Mestre lo aiutano ad entrare e trovano droga e pistole semiautomatiche. Il fatto mercoledì 23 dicembre, guai per il 21enne albanese ora in carcere a Vicenza, soccorso dal vicino che vedendolo in difficoltà, torso nudo mentre cercava di aprire la porta per rientrare, ha chiamato la polizia. Purtroppo per lui però una volta entrati nell'abitazione i poliziotti hanno notato la cocaina sulla credenza, quindi della perquisizione hanno trovato 5,5 kg di marijuana, hashish, bilancini e le 2 pistole semiautomatiche sotto un mobile della cucina. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Ritorniamo in diretta per parlare di animali domestici, anche loro alle prese con le restrizioni del lockdown natalizio. In questo periodo la presenza degli animali domestici rappresenta un valido supporto emotivo per chi non può spostarsi, incontrare i parenti, gli amici e festeggiare come tutti gli altri anni abbiamo fatto. In queste festività così particolari e restrittive è importante essere doppiamente attenti nel proteggere i propri animali, adottando determinate accortezze a partire dall'albero di Natale. È il gioco migliore di distruzione per quanto riguarda i gatti, quindi state molto attenti che i gatti non possano accedere all'albero di Natale, perché sennò possono molto facilmente mangiare pezzettini dell'albero di Natale, pezzettini di plastica, pezzettini di elementi di arredo dell'albero di Natale. E questo vale anche per il presepe, quindi attenzione al muschio, cagnolini ma prevalentemente gatti, che sono quelli che creano più disastri e si divertono tantissimo a distruggere il presepe. State attenti che non mangino pezzettini degli addobbi natalizi. Una
Un altro aspetto su cui prestare molta attenzione è il cibo. Voi mangiate tutto quello che volete, però non dovete dare degli extra al cane e al gatto per evitare negative situazioni gastroenteriche, quindi diarree, soprattutto post natalizio, che è molto molto frequente. Questo vale per il cane, che questo vale anche per il gatto. Anche se quest'anno ce ne saranno meno, l'altro aspetto importante è quello dei botti di fine anno. La sola presenza del proprietario tranquillizza gli animali. Consigliabile anche alzare il volume della musica per nascondere il rumore. Per quanto riguarda invece le visite veterinarie, dal punto Gazzampa di Mestre si rassicura. Tutte le visite sono fatte in estrema sicurezza in questo periodo Covid, quindi nessuna problematica legata essenzialmente all'ingresso in struttura e la gestione del paziente e del proprietario. Il Mose potrebbe ritornare ad alzarsi negli ultimi giorni del 2020 per arginare una o più maree sostenute. Dal 28 al 31 dicembre infatti le previsioni del centro maree del Comune di Venezia annunciano condizioni meteo favorevoli al fenomeno dell'acqua alta, giorni in cui la marea si trova in condizione di scindizia con condizioni per acqua alta oltre i 130 cm. Il tavolo tecnico emetterà un nuovo bollettino il 26 di dicembre. La Proloco di Lido e Pellestrina ha organizzato un collegamento in diretta con la città di Rovaniemi, dove abita Babbo Natale in Lapponia. Questa è la notte più magica dell'anno, quella di Babbo Natale. Per questo motivo la Proloco del Lido e Pellestrina, pensando a tutti i bambini veneziani, ha realizzato un collegamento in diretta con Rovaniemi, la città dove vive Babbo Natale. E grazie di cuore a Oli, che è il supervisore del Santa Claus Village, che ospita la vera casa di Babbo Natale. Racconterò di queste terre magiche che non sono solo Natale, ma la Lapponia è un mondo magico. Ho visto qualcuno. A Santa Great to see you. Hai ricevuto tutte le letterine che ti abbiamo mandato da Lido e Pellestrina? Yes, I received all the letters. Ha ricevuto tutte le lettere e le leggerà subito per noi. Stasera però tutti a dormire presto, perché arriva Babbo Natale. Noi ti lasciamo lavorare, perché hai tanto da fare, con la promessa che ci vedremo presto, e spero che tante persone che oggi ci hanno guardato si decidano, appena ci molleranno da questo Covid, a prendere un aereo ed andare in questa magica Lapponia. Grazie veramente Santa Claus, grazie a Oli, grazie a Marco Eilinga. Grazie. E a proposito di Natale parliamo di noi, parliamo di Natale a casa con Antenna 3. Domani la vostra festa è con la nostra emittente. Partiamo alle 9:50 puntuali con la nostra diretta e staremo insieme fino alle 19:30 quando andrà in onda il telegiornale di Treviso. Tra gli appuntamenti alle 10, lo avete sentito anche prima, la Santa Messa della Patriarca di Venezia Moraglia, mentre alle 12:45 sarà la volta del concerto dell'Art Voice Academy di Castelfranco Veneto, una non stop di voci, immagini, storie, musica, ospiti in studio in collegamento dal territorio e poi il filo diretto con tutti voi. Al numero che avete visto, 351 17 55 340, potete mandare i vostri sms, i vostri video di auguri, noi li manderemo in onda così da unirvi simbolicamente in un grande abbraccio collettivo. Questo sulla nostra emittente domani mattina a partire dalle 9:50. È davvero tutto per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Vi auguro una serena vigilia di Natale. Adesso le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. L'aria fredda proveniente dal nord Europa inizia ad irrompere sull'Italia. Sul nostro territorio sarà un Natale caratterizzato dal maltempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto festività del 25 dicembre con un tempo spiccatamente instabile, il cielo sarà grigio e nuvoloso, avremo infatti precipitazioni sparse, più significative sulle zone meridionali della nostra regione, limite della neve in abbassamento fino a 500-700 metri sulle zone montane, forte vento di Bora.
Temperature in graduale diminuzione, minime tra -3 e 3 gradi, massime comprese invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi e cielo coperto con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana. Temperature minime fino a 3 gradi, valori massimi sui 7-10 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà diverso. Bassa probabilità qui di piogge, ma cielo sempre grigio e nuvoloso per tutto il giorno. Temperature minime sui -2 gradi, massime sui 4-5 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.